Do la parola a Raul Del Santo che ci parlerà dalla mappa dei luoghi alla cura del territorio, il Parco dei Mulini dell'Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago. Beh, innanzitutto ringrazio gli amici dell'Ecomuseo di Gemona per due cose. Intanto dell'invito, di questa opportunità a partecipare al convegno, e dall'altro ad avermi assegnato questo titolo del mio intervento, dalla mappa dei luoghi alla cura del territorio, il Parco dei Mulini. Ecco, mi soffermo, ci siamo soffermati su alcune terminologie, mi soffermerò nel mio intervento sulla parola cura, che per noi europei è, come dire, una vocazione, no? Nel giardino globale siamo chiamati a custodire e a coltivare il nostro territorio, il nostro ambiente. Siamo chiamati anche a nominare, a imporre i nomi alle cose, imporre nomi al nostro patrimonio, dove imporre i nomi non significa solo dare un termine, no? un lemma, attaccarlo a un oggetto, ma anche dare dei valori, dare delle priorità, dei valori agli oggetti. Parco dei Mulini. Il Parco dei Mulini è quello che residua, diciamo, un terreno non edificato in un ambito molto urbanizzato del nord-ovest di Milano. Ci sono circa 125.000 abitanti, è un patrimonio che, appunto, malgrado l'urbanizzazione, è ancora interessante, sia un patrimonio culturale e storico che un patrimonio naturale, in particolare lungo il fiume Olona. Ecco, sono 5 comuni che si sono raggruppati per appunto costituire questo parco, quindi appunto più di 100.000 abitanti che hanno un problema tipico di molte aree urbane e non solo, cioè quello di guardare fuori dalla finestra della propria casa, questa è casa mia, e dire: qui non riconosco il paesaggio, non vedo nulla che merita in qualche modo di essere guardato, in qualche modo di essere curato e coltivato. E quindi tutti i problemi di tipo ambientale e non solo. Ci si sente liberi in sostanza di compiere qualsiasi trasformazione. E quindi la risposta qual è stata? Abbiamo usato diversi strumenti, abbiamo iniziato con un percorso di Agenda 21, l'Ecomuseo del Paesaggio e poi anche il Parco dei Mulini. Ecco, io non mi soffermo a raccontarvi cosa sono, solamente vi dico che sono degli strumenti che ci hanno permesso di mettere al centro dell'attenzione nuovamente il territorio e il paesaggio per riscoprire un'identità che nel tempo si era perduta e per poter orientare dei processi di sviluppo sostenibile locale. Si diceva già ieri, il metodo dell'Ecomuseo, il metodo partecipativo di Agenda 21 è già un risultato, no? Al di là di quelli che sono poi gli esiti del percorso. E mi piace citare un motto da bravo milanese, no? Sapete, i milanesi hanno questo motto: svelti a mangiare, svelti a lavorare. Il nostro cardinale Tettamanzi ci diceva: fare meno, fare meglio, fare insieme. Non è riuscito neanche lui. Fare meno perché? Fare meno perché, e qui cito il geografo Eugenio Turri, agire come attori dimenticandosi invece di farsi spettatori ha provocato nella mia zona, come in altri posti in Italia e non solo, profonde ferite nel paesaggio. Fare meno e fare meglio. Quando si fa un progetto se lo si può vedere da diversi punti di vista. Normalmente c'è un progetto un po' grasso, che è quello del finanziatore, vedete questa altalena con 3 assicelle, però poi
ci può essere la versione ufficiale, la versione del tecnico, quello del programmatore, la versione realizzata che non sempre è la migliore, ma qual è la versione che gli utenti, i cittadini volevano? Forse se chiedevamo a loro è forse quella meno costosa e più utile alla società. Cosa abbiamo fatto? Suddivido in tre capitoli l'intervento, quindi una prima fase che chiamerei dall'inventario del patrimonio alla mappa di comunità, una seconda fase che chiamerei dalla mappa al progetto di comunità e la terza dal progetto alla cura del territorio. Ecco, non vi tedio nelle nostre tappe, non siamo appunto né il parco né l'ecomuseo hanno anni e anni di esperienza, hanno pochi anni, quindi sia l'ecomuseo che il parco nascono nel 2008, quindi da allora abbiamo lavorato appunto per il riconoscimento regionale dell'ecomuseo, riconoscimento provinciale da parte per il Parco del Rocco, il Parco dei Mulini. Dopodiché 2010 inventario partecipativo, abbiamo iniziato azioni locali, piani di azioni e adesso vi spiego nel dettaglio. Non entro ovviamente nel dettaglio delle mappe di comunità, vedete a sinistra quella di Parabiago, a destra quella del Parco dei Mulini. Hanno avuto due finalità diverse. La mappa di Parabiago per attivare l'ecomuseo, quindi per realizzare un piano di azione dell'ecomuseo, la mappa del Parco dei Mulini invece per realizzare il piano pluriennale dell'area protetta, quindi il piano, anche questo, un piano di azione del parco. Le mappe cartacee che vi ho fatto vedere poi hanno avuto una versione interattiva con il coinvolgimento della comunità locale, quindi anche dei bambini, dei nonni, dei genitori e degli adulti, ma anche della comunità informatica che è molto attiva nel contesto milanese, specialmente attraverso alcuni strumenti tipo Wikipedia, l'enciclopedia libera sul web, che chiaramente andava validata, andava incrementata, andava migliorata e per la realizzazione appunto della nostra mappa interattiva. Nello stesso tempo abbiamo fatto appunto un sistema geografico informativo perché era necessario appunto per poter interloquire con i tecnici, quindi gli urbanisti. Voi sapete che agli urbanisti io ho iniziato a dare le mappe, no? Però le mettevo belle, sono disegnate bene, basta, non succede niente. Quando gli ho dato gli shapefile del sistema informativo geografico, hanno iniziato a usarlo nei loro piani, nei loro programmi, per cui anche questo aspetto, appunto, quindi la necessità di interloquire con i tecnici che poi possono in qualche modo recepire queste indicazioni delle mappe nei piani, nella programmazione comunale o sovracomunale è importante. Dalla mappa al progetto. La mappa, quindi abbiamo detto che già all'inizio la mappa, e qui adesso parliamo in particolare del Parco dei Mulini, aveva una finalità di pianificazione, di realizzare un progetto che fosse appunto derivasse da un percorso di partecipazione. La mappa poi è stata utilizzata nel piano di governo del territorio, così si chiama il piano urbanistico edilizio, diciamo così, dei comuni, il piano pluriennale del Parco dei Mulini, il piano sovracomunale della rete ciclabile Alto Milanese. L'Alto Milanese è l'area vasta del nord-ovest di Milano, e infine un progetto che si chiama Dalla mappa alla costruzione delle reti del Parco dei Mulini, che è entrato più nel dettaglio delle singole aree, singoli terreni.
Ed è questo un progetto interessante perché è stato un percorso, lo è ancora, lo è tuttora, un percorso partecipato per la qualificazione del paesaggio periurbano lungo il fiume Olona. Abbiamo fatto 2 attività, una, guarda caso, ancora un censimento degli spazi aperti, quindi la mappa, come dire, era una visione della popolazione, della comunità, ma comunque dall'alto. Qui siamo entrati nel dettaglio delle singole aree che alcuni proprietari pubblici, quindi i comuni, i 5 comuni, o privati, consorzi di depurazione o singoli proprietari, hanno voluto, come dire, inserire in questo progetto. Quindi con il loro consenso abbiamo censito questi spazi e abbiamo realizzato degli studi di fattibilità per valorizzare, migliorare il patrimonio che lì era esistente. Questa è una visione dall'alto delle aree, quindi il parco in verdino chiaro, in verde scuro le aree oggetto degli studi di fattibilità. Ma specialmente abbiamo con questo progetto rinsaldato le reti di relazione, quindi l'obiettivo non era solo di realizzare reti ecologiche, reti fisiche, le reti ciclabili per intenderci, ma anche la rete di relazioni che già si era formata attraverso la mappa, attraverso le riunioni di partecipazione del parco. Per far ciò, per arrivare anche a un documento, ieri Baratti citava i manifesti del paesaggio. Ecco, il nostro manifesto del paesaggio è stato un patto per il fiume Olona che abbiamo sottoscritto proprio martedì scorso, una settimana fa, in cui che è stato un po' il tentativo di dire andiamo oltre la logica del percorso di partecipazione che normalmente termina con le associazioni, la gente che partecipa al percorso che punta il dito contro l'amministrazione e dice adesso fate voi, no? Abbiamo ribaltato la cosa, abbiamo detto adesso facciamo insieme, quindi i cittadini, le associazioni, le istituzioni che vivono e operano lungo il fiume, riunite alla conferenza di martedì scorso, raccogliendo le sfide e accettiamo le responsabilità, adottiamo il patto del fiume Olona come significativo passo in avanti da una fase programmatica a una pragmatica per poter indirizzare l'azione di ognuno verso gli obiettivi condivisi. E poi ci sono un elenco di impegni, io ho lasciato alcune copie fuori per leggerle, se no c'è tutto sul sito internet. Lavoreremo insieme con le associazioni, con la gente, con le amministrazioni per più pulizia e sicurezza, fruizione del tempo libero e così via. Arriviamo alla terza fase, dal progetto alla cura del territorio. In realtà non è una terza fase in ordine di tempo perché chiaramente l'azione la gente vuole fare, per cui subito dopo aver fatto le mappe abbiamo attivato delle azioni locali con le associazioni e appunto ve le elenco molto brevemente. Col distretto del commercio, un distretto urbano di Parabiago, stiamo proprio adesso tentando di riattivare una filiera tradizionale del pane, un po' come quella del pan di Sorc. Ovviamente non abbiamo inventato niente, abbiamo cercato di copiare bene dagli altri. È stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra produttori, quindi agricoltori, i panifici e i trasformatori per poter riattivare queste filiere tradizionali. Con invece un altro distretto che è un distretto agricolo, si chiama Distretto Agricolo Valle Olona, è neonato anche lui, 1 anno di vita, raggruppa una serie di agricoltori. L'agricoltura periurbana è purtroppo, ahimè, allo sbando perché appunto i contributi dell'Unione Europea sono sempre di meno. Con loro, ecco, il comune di Parabiago in questo caso gli ha dato i terreni di proprietà del comune, sono 20 ettari per poterli gestire
e in cambio faranno la manutenzione delle aree lungo l'Olona che erano oggetto dell'altro progetto della riqualificazione degli spazi aperti. Riale di Parabiago. Riale è una roggia medievale che è stata chiusa nel 1928, portava l'acqua a Parabiago, era, come dire, una delle ricchezze di Parabiago, perché avere l'acqua e non prenderla da pozzi profondi era davvero una ricchezza. Con le associazioni abbiamo fatto un'operazione di recupero, quasi tutti credevano che era ormai chiuso completamente, infatti lo è in paese, ma non lo è nel Parco dei Mulini, per cui l'attività di lavoro su più anni, di ricerca, di studio di dove si trovava, di scavo, abbiamo ritrovato anche i manufatti del Riale, il coinvolgimento dei bambini, delle scuole per potergli dare una nuova funzione che ovviamente, dato l'ambito del parco, è stata una funzione di tipo naturalistica. Hanno chiesto di fare un punto di riproduzione degli anfibi e insomma questa è stata un'altra iniziativa. L'ultima iniziativa invece il ripopolamento del fiume. Era un fiume che per alcuni decenni era coperto, uno dei fiumi più inquinati d'Italia, era coperto di una coltre spessa di schiuma. Adesso invece per diversi motivi l'acqua è diventata migliore, riesce a sostenere una comunità ittica malgrado alcuni episodi di inquinamento acuto. Abbiamo preso dei pesci nel canale Villoresi e li abbiamo reimmessi nel fiume Olona, portando anche i nostri figli a pescare, anche se personalmente non sono un pescatore. L'ultima cosa la faccio sul fiume Olona perché negli anni questo fiume, che era diventato una fognatura, era stato, come dire, separato fisicamente e anche culturalmente dalla popolazione. Gli argini piuttosto che la vegetazione aveva separato il fiume. Stiamo riaprendo degli affacci al fiume per andare a pescare, per andare a visitare il fiume, malgrado appunto un certo odore che ancora le acque caratterizzano le acque del fiume. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a Raul Dal Santo per essere stato, oltre che interessante, anche puntualissimo.